bene benioso, questa este sa de tres puntadas de tra sardo e profano. Oe, ora, tutti in Sardegna. Poi se io sono in Sardegna. Eh? E se io impari a una varica è maestro su questa musica cosa nostra. Alle cause, de sonette, de mutto d'amore, serenata, è scaduto il romantico. Io sono romantico con me. Ma infatti. Ma che mi intendi te? Giulia non diceva e ti adannai con me. Tu sei un romantico. Devo fare così. E poi invece, sull'ultima parte, andò a chitarra, te ne ho segnato, capito? Poi, Si indruccinavo ancora de ancora di Bruso, con questa cigar box guitar. Quindi, il tavolo scomo. Vediamo sul video, chi si presenta sul primo ospite de OE, e poi entrauso e incominciato sul viaggio nostro con chitarra e con sa fisarmonica, con Susanette. Ma quello qua lo sa. Se io torrauso e ho appena visto una cosa spettacolare, poi tagà, in un contesto aici, eppure non tenere un meta in Sardegna, ma su chi si dà di presentare, è uno che... Insomma, un maestro. Un maestro, un amico, bonoso, poi tagà,
si conosceu de tanti anni, un amico, ma Chi è che è un maestro. Chi è che teneus in collegamento, in questo quadrittedo? Bruno Cammedda con suo figlio Asael de Musei. Ciao. Saluti a tutti. Ciao. Bruno è un nao, è un maestro, poi dobbiamo con sa fisarmonica, Asael dobbiamo con sa chitarra, e tu stai ma è tutto appiccicata questa cosa. Eppure Bruno non tieni. Guarda sulla regionale, dai. Io sono arregionata di tutto su che ho fatto, ma non si basta questo poco minuto. Dai. Bruno è pure un tieni di un altro contesto che è questo dessa accademia, è laureato in violoncello, in Francia poi. E tu stai poi stanno sentendo sta varra No, influenzate, commento sodo, violoncello francese. Commenti sono. Eppure è sempre stato un fatto ai sono noto, a sa fisarmonica. E poi è torrendo pure a suo violoncello, non è torravo a suo violoncello, a sa classica, è sempre un passaggio di questa musica a sa musica nostra. E questo devo dire in suo video, ma dobbiamo pure con Asael, con suo figlio, poi Asael pure, ne pica da sa chitarra, poi da pica da a s'altra maniera, no? E a mano e manca questo. Insomma, E su pure è rocchettaro, con questa chitarra stanno facendo rocchettaro. Bruno tira ai cui, però di nada torna a paga sta cosa nostra. Infatti, oggi che stiamo su pago su chi esti si studia. si studi, ma più ancora in su dettaglio sa sonata campidanesa, sul linguaggio de su chi esti sa sonata campidanesa via de un aspetto più teorico, no? Bruno è uno che scrivi, ligidi e poniti in una maniera mista tra su classico e su tradizionali. E infatti oggi si conta da commenti biti sul linguaggio musicale in pizzo su de sa sonata che è forse sta più complicata del suo mondo sardo, sta sonata campidanesa. Bruno. Allora, infatti, noto che appunto questo violoncello c'è buffia questa quarantena, ho potuto tornare a piegare qua, capi anno di anno non devi piegare. Asael, mi sa che questa musica sua è bella, esatto, il cambio di generazione. E posta sonata, infatti, una cosa bella vai sul discorso musicale. Tu senti che c'è punti bravo ballerino, tu era a scuola di bravo ballerino, che ti porta un bello studio a pizzo dei spazi, no? Però è un linguaggio che appunto rappresenta i spese, tutto su che va in spese. E per me la cultura di questa musica, per me chi conosce questa musica, si non accostare appunto a questa musica sarda. È bello fare questo ragionamento, quindi si capisce il suo punto di vista di questa musica. Sul senso che su ballerino, su ballo può essere che può ritenere un aspetto diverso, un modo di serrare uno termine in maniera diversa. Mentre questa musica è una scienza, quindi sa matematica, sa struttura, sa metrica è fissa, è uguale prodotti. Allora, quando questionavo del noda, no, sa noda è sovramento tematico, se elemento dessa metrica, no? È un temma che poi forma si scala, si scala, questa definizione più bella da donare su Aurelio Borgo, che andano si scala in frumini, che prende di scarroppo, su banda sempre innanzi e non torna mai a go, non riparte più a parte. Questa è una bella definizione di si scala che appunto intendo. Con nota mi piace di suo concetto di annuale, ma è un concetto mio, quindi è scelto un'ipotesi, peraltro però da riportare al professor Capitella. In suo senso che accade una nota e d'inizio s'altra a non dire sullo stesso modo. Faccio l'esempio di Cicito Matteo Susolito, no? Fare questo gioco di come accade in città. Commenta che ha avuto rifiutato. Eccetera. Naturalmente c'è una roghetta, mi piace da pensare, ma non può essere dopo di Aici, insomma, con noi non è più di Aici.
Quindi ecco, questo è il sovrammento dessa nota. Questa nota vuole intesi binaria o ternaria in sun crudo, no? Punti binaria se misura de 6 ottavi, marcata ad usato. Ternaria cotta in 9 misure, marcata 3 a 3. Pico esempio di Pepe, che è una canzone che ho riportato con i Concordia, sa? Ti saluto naturalmente. No? Pepe è iniziata in forma binaria. Travarti è in forma ternaria. Quindi è sempre divisibile podresi. Duso e duso, divisibile podresi. Oppure ternaria. Poi tenevo su frasi allungate, ad esempio, sfuriasa, chi saluto su proprio, punto in forma de 12 misure. Quindi è una forma meda longa, sapro longa, sfuriasa. Chi volesse individuare intendi una che non ha mai inteso de burranca, me piace a me, poi magari se amico lunedì, tanta ci prude e me, detta si tratta, e io fai una forma che vai 4 più 4 più 4, quindi tornerà dopo 3 volte. Allora, tutta la puntata in noi. E cosa riassumere? Quindi è una forma ancora diversa. Devo spero che si comprenda dove sul discorso che appunto metrica è differente e questa metrica differente determina il vasto dei ballerinos. Stazione in dubbio. Pulsazione in 13. Quindi pulsazione lunga da indurre in 13. La differenza tra indurre, pulsazione lunga e movimento. Longa e movimento. Quindi questo muro differenzia da sul modo da parlare. Testi importanti su levare, cambio e pulsazione cambio movimento. Ecco, quando sei pur come si fa da secondo cambiano su basso di questa nota. L'ultima sa che abbarrozza a peso di una nota. Aveva sempre una nota. E questa è ancora un atto a 6. Tanto, Bruno ha questionato del grande maestro, su grande suonatore della UNED, che teniano forse un modo diverso da che un giovane che pica da su sarti della UNED in di oggi. Però non c'è di nulla vai su
Bruno ha fatto intendere questa spartisi teorica di un ballo campidanese fatto a Launedda, che poi chiaramente molto sono inteso con questa fisarmonica, ma questo è grande rispetto perché Bruno poi narra si pone di un passo in palla che è suonatore fisarmonica, ma Dio si ritorna a noi con tutto il rispetto sul mondo è un maestro bello adduntente, sempre magari si è fatto con un altro strumento. No, ma voi fate preghiere, finza in un contesto come te gusto, che voi usa intendete, però diava una teorizzazione, una cricca da analizzare e da comprendere come è il funzionamento di una musica che con tempo su meta è stata in mouse a sonorità, a questa trasmissione, senza che chi fosse in palla su una teorizzazione che consenta di fare questo passo che di impruso che permette di studiare e da comprendere finché non è tutto e dover comprendere partendo da strumenti so differenti. E da buono in pizzo di altri strumenti. E poi Bruno, Biuga voi sa sul mondo dei Launeddas è manno, è enorme. Spiegasia o fasi intendi che lei a differenza de i vari concerti su questa che della Launeddas, la Launedda non è uno strumento, ma è una famiglia di strumenti. Quindi Bruno si va ad intendere proprio su solo questa differenza dei vari strumenti, dei vari concerti. Allora, su conte organo e su concerto che rappresentano in suo canto 5 note. Cosa che c'è una testa fisarmonica, naturalmente con la Launeddas c'è sempre stata a mano, che è l'estensione sua. Devo riassumere s'annota accorpata tra sui vanti due a mano sui Launeddas, no? Mi piace di questo ponte organo che peraltro suona a Orlando Magia, no? Suonato in Paris, del Civetrino, c'è questo sapore antico e il suo puro torna al suo primo discorso, allaccia la s'annota, esprima nota, sa. Ecco, quindi 5 note, non note, rappresenta quando te lo seguite e su punte organo. Bruno, us intendi, a me mi spanta da voi poi ho tentato altre esperienze pure fatta però mi pare che con sa gente, no? E poi spiega questa lezione di concerto, chi spiega questa musica, che diventa a comprendere il tradotto di esti in palla, e tenere veramente poca occasione di comprendere a fondo il tagliato in palla di un strumento, della cultura musicale. Con Jonathan ho approfondito questo aspetto pure, di quanto sa tradizione arrisca di diventare superficialità, folklore, zau solo a visure sa gente che davanti di giudica da un po' divertimento, senza di comprendere i tedeschi in parlo di questi stimenta, di questa maniera di bividi, di questi strumenti e di questa nota. E quindi ti do su grazie per questo. Come sappiamo su un video, Torra che è sempre parte di questo chi sa fatto ascoltare, chi si va a comprendere il tradotto, a provare a ordinare, finché con figlio tua, può studiare, può approfondire la musica nostra. Jonathan? Sì, ascoltavo su questo video accanto a Bruno si va ad intendere un altro tipo di ballo, poi poi lasciavo su Campitano, poi c'è Siri e intendi Bruno che con suo figlio Asel si va ad intendere questa giocatella sempre in pizzo adesso ballo sardo, tocca da giocare, devo con Bruno da puntente de giocata simili. Sardo è profano, si può tanti sardo è profano. Sardo è profano se uso noi gusto e con Bruno si da giocare proprio un domo. Dai, Sara si intende questo gioco. Bruno, grazie, spero di essere grazie Bruno, grazie Asel. Piacere, a presto sei amico. Ciao.
guerra, case figlia e azzurra. Ora fuma, viola, non ti abbandono, ora tutto in salera, case sunica compagna, di gusto oro sola. E su corone dolai, e cumanna su arnaso, e tutti te as arresta, canno e si regolna. E su corone dolai, e in una notte, e come te hanno testa, via Sardaru, non mi dimentica mai. Asciutta ed è sueto, e mi sono sta a dormire, ma non posso riposare. Asciutta ed è sueto, e se ne sempre in padre, e se sa ancora in fine, e su bene gli dica il giorno. Bene tornauso questa seconda parte di questa puntata di oggi. Jonathan, come sono su ospiti che stanno in collegamento con noi, che noi stiamo ospiti tanto po', e stiamo persone che conoscevo bene, e ho passato metà tempo sparisi, ho fatto metà cose sparisi, e stai attrezzato con il suo organetto sua, pari del PD in collegamento direttamente dalle montagne. Direttamente da Gennargento. Ciao Paride. Uepa. Bene benio. I Sara su tema che si usa alle grandi oe, si usa alle grandi de muttoso. Su video che ho visto come sei tui e non hai due, è sto video che vince scommuovere, poi tagliare narrare, insomma, che te serenzia tua in sa musica in domo a bivio e connotto questo che come vai si sa sparza vince con Jonathan, ma vince quando vai solo ballare in questo periodo del Covid. Jonathan ha fatto devo pure mi sono collegato una volta, poi mi scurtavo il ballo, poi mi praga e poi E appare da Sibiu. ma poi isso poi dall'allergia, Sì. questa cosa è sta cosa che non si può pagare, è una cosa che isso Non lo paga i vuoi mai. stesso di gai ballare e di fare festa. E meno male. A su manco questo, a su manco de asi discortavo sa musica in questo periodo. E Sara, alle cose invece di molto, Jonathan, Mutas. poi ta userà questo tema e poi ta teneusu a paride in questa puntata. Tanto, nostro comparide, se io commentasino tu, ormai amigos de musica de metas annos. Sa particolarità però de paride è proprio questa, che isso da piegare questa tradizione de un musua, de suo nonno, in questo caso, ma non fatti del suo ballo sardo come succedia e succede ancora oggi, mancai non è una cosa del babbo un figlio, è una cosa proprio particolare. Questa che tenete proprio in Desulo, in tutta questa zona de Desulo, in Tonara, in su Gennargento, in quest'area qui. E fianta cantante a Muttos, che è questa poesia improvvisata, può essere vince un testo narrativo, che è connotto e che quando si canta in uno spuntino tutto si conosce, e lui canta tutto si impara. Prima fu una cosa diversa, andando a cantare a Muttos poi amore, poi cercare sa sposa, poi vai in festa, poi vai in garasa. Oggi di questione proprio comparire che penso che sia da uno dei forse unico, non riuscito che è unico, ma uno dei spagos che ha applicato questa tradizione del suo nonno e ancora da ponere in giro, da canta, da vai con noi pure.
Canto so tipo so de molto di ada parite, chi ha sconnotto e chi ha imparato a suonare. Allora, come diceva Jonathan, in molto sono venuti su che altro è improvvisazione, che hanno fatto antigaras, e commenti poeta, no? Che hanno Argenta Picevalcu, Antonio Demma, i poetas, e cantano, in pice questo tema. Io sono pure fai in teatro, non ho fatto un montone di gare senza vita sua, me ne fai di Ortueri, perché Ortueri è sempre una ida de mutos, de cantadores, tenia amigos di cui cantaia bene, cantaianta, Tonara, Austis, però Ortueri e Subrusugi isu una iada cantaiada. In molto sono esiste in me da attore, due punti in molto di amore, due punti in molto so a tema, due punti in molto so per un amico, per sa famiglia, dipende da su contesto di nuovo di cantare, capito? Ma finza su tema musicale cambia da o este sempre su No, mattessi metrica? sul tema musicale cambia da ci canta da una femmina o canta da un uomo. Ma Sanotta non cambia da su tema, come te ti Sa, spiego, sa melodia, cioè, sa melodia sta suonata, vecchiata, narausuca e cusa, ottenete che alcuna varianti, potete essere mancai pure alligra, pure l'estra, o pago pure lenta, in base pure a su tema che è cantando, narauso, però de melodia, de scala musicali, tenete una base. sempre sa propria, poi dopo se velocizzare sa musica, dipende dal suo cantante pure, dal suo poeta, là. E se ti fai sentendo tu canticheddu solo dessa parte musicale, come su Zero? De sul giro dei maschi, i maschi cantano in noi, in fuori, su sonette, no? Cioè, i maschi cantano in fuori, che sa notte è più bassa, no? De tonalità. I femmine cantano in noi. Che comunque si considera sul fatto che su sonette in noi sono anni in fa e in noi sono si bemolle. Quindi sprusalta sta notte, o sa femmina. Tanto, Deo, moi, Iannai, Biuga, Bengasi, Salvatore per Dio, su non varide, noto Bengasi, poi taga, aici di nominato su Babuzu, che hanno fu tornato de sa guerra de Africa, no? Hanno chi torru, a figlio mio, du zerru Bengasi, che ha avuto di cui. E nasce sì. E aici ancora du conoscevo. È famoso Bengasi, poi Muttos in tutta questa zona, proprio perché si conosce pure questi temi che sono cantata e ha registrato. E poi pare che non riesce, secondo me, uno bello muto di amore, una serenata, uno rochicetto. Così faccio ascoltare, parica un muto ci ha fatto un nonno dedicato a questa serenata a nonna, che hanno su quanto ha fatto sei sposi. Dai. Dai, che questa è bella. Oh profumata viola, nascita se in montagna, solo de faccio guerra, case figlia de a suai. Oh profumata viola, non ti abbandono mai, vogantu duro in sa terra, case s'unica compagna, di gusto coro consola, oh profumata viola. In notte de lugore, salu
luna con esisteddu, brillanta che non c'ha nube, su che lui è illuminato, si nota da ogni spiaggia. In notte de lugore, stella e sa barbaggia, e canto notte sognavo, Deo miseo con tue, e ponenno di saneddu in saltare maggiore, in notte de lugore. Questi sono due strofe, diciamo, ma ne ha fatto un meta, la nonna e tanti. L'ha visto? Tu non Ti devo si immaginare. scritto del muto d'amore. Deo no, non ti ci scrivi, però ti già sta immaginare in Deo a fare una bella No, serenata. cioè, ti zaspita idea di come si stima una persona, tenia una delicatezza meda differente conforme a questa chieste come. Gedu creo. Ascolta, Paride, questa domanda che ti faccio però è pure accappiata a suo tempo su vivende come. Questo che si spende come in nove este su chi dia da essere di stetio a sa gente, in mezzo de sa gente il po' su festival. Purtroppo, per more di questo che succede, non si può. Però questo che ti voglio raccontare è canto ancora tu puoi fare questo tipo di musica in mezzo a sa gente e ita risposta dense, cioè ormai sono spizzocchetti, sono parenti atteso un anno di questo stile, se parenti atteso un anno di questa musica, diede ancora un pubblico per questo tipo di musica. Insomma, anche commenti su canto dei poetas, su canto a chitarra, prima andai dei blues, perché comunque non fu connota tra musica, comunque non si scurtaia a me da tra musica. Si dia da questa tradizione. Come ho dato un montone di tipo di musica, quindi generi diversi, so che la gente che alla fine narra, voi potete ascoltare invece una cantata in sardo, ci posso ascoltare una cantata, cioè inglese, buonare, no? Quindi, no, scambiamo tutto. A me personalmente piace meta, io il gara sa d'ossigio, mi secci cui, ma il gara di spazio spuro cosa sa con su tenore, no? Mi seccio, sa prima cantata, mi ne penso dopo battere ora, sa, che ascoltando a isso, che mi piace, capito? Ma il viaggio spuro, io tengo la registrazione del nonno, sa macchina, e tengo questa discografia praticamente posta in pennina, e mi scurto gusto so in viaggio, buonarde. Io ho fatto vedere che uno viaggio in macchina ascoltando il muto del Bengasi. È proprio aici. Però narrato che sta moda oggi è questa vita sociale è cambiata, quindi Bengasi è andata a fare gusto con sua sposa, è andata con i suoi amici, è andata un po' su... Gira anta Saida ogni die, gira anta Saida ogni die con gli amici. E quindi fu una cosa, intendi ogni addia questa de improvvisare e de vai a muto, Oh, però Deo è tutto a improvvisare, non sei uno. Che questo è un dono, no? Ci due, non è una cosa di impara, come da su suonare tu puoi imparare, tu trasmetti da una persona e ti impara. Improvvisazione è un dono, o l'utenese o non l'utenese. E ita si da porre fare Paride come invece, per non perdere questo patrimonio in mano e canta gente sagata ancora pizzino come tu chi inghirianta questo mondo che vuoi suonare che vuoi tornare a fare questo che si narra da massa critica. No, a suonare funti imparando in medas, perché comunque su Ballusar 2 sta ancora forte questa tradizione in Sardegna, eh. Comunque devo pure se fanno delle lezioni, se lo faccio online pure, mi cercano a me da poter fare le lezioni di sonette. Su mutu è un pago proprio abbandonato, no? Quindi sta tradizione, che comunque questa di Raponao, a parte che uno non si può neppure ascoltare un mutu, entro in macchina una persona, un piccinetto non si può ascoltare un mutu, si può ascoltare il reggaeton, discoteca e un botto, no?
Narauso che poi è una cosa a meta più complicata, più difficile, poi esti a suonare, a suonare in un certo modo e poi esti a improvvisare, quindi se suonando e cantando, a meno che poi Però Gio, esistia da chi ne suonata e chi ne cantata, però a dove fa solo è però una ti cosa potessi, ancora più difficile. improvvisazione, però tu ti potessi imparare un mutto a memoria e te lo cantas. Invece non due punti non le spiccinello sono due punti più si cantano, ma che imparata. No, no, ma infatti, improvvisazioni, come stanno a pari Ma testi, o un dono, o due e, tenisi, e poi è mancando essa limba. Questo pure questo è in un sono altro giovane, sicuramente questo è Esatto, un sì. problema. Invece, ascolta, tanto serrao su questa parte, poi da Serrao. serrare si va su altra cantata. Voi si faccio ascoltare, ci teniamo tempo su voi si fai ascoltare sul repertorio intero. Tutta questa discografia Gli ha de descritto, Bengasi. gli ha descritto, non posso da faccio intendere che è troppo lunga, non tenevo tempo, ma gli ha descritto una poesia po Montanaro, po su poeta, no? Desulo. Una poesia lunghissima, data descritto tutte le poesie ci ha descritto isso, tutta a rima. Però una a 10 poi si lo faccio ascoltare. E come invece si fa intendere? Come poi si faccio intendere, su molto si mi ha cantato isso, in suo primo disco già a principio, del 2010, Picchiadas. E nuove isso in poche parole mi gestiona esa vida mia artisticamente guardando, no? In nuove isso mi ha imparato, come mi ha regalato su sonette, poi già tu comprendi che non riscortai. È una dedica che va di suo nonno a suo nipote. E venga sia comporau a pari de un organito dai castagnari scritto si da poco imparare cine dia da pensare che diventate in mano cominciao a in mano a suonare si strumento tutto desule scontento e poco gusto suonatore fine si sul redentore a commovi su coro una medaglia oro danta un sanfiteatro che bella figura ha fatto in me su e tantos artista uno fisarmonicista come diventa usese questo cammino di lese canto dura sin vita i die de ogni gita passese sempre bella e ti illumine si stella e casale a uvama prega bo babbu e po mamma catti e giunti vent'anno e vivanta i 100 anni che bravo tanta connotto anta usedda e tutto casa zona winto tue il gruppo ci dene stue circa de accontentare ancora si a suonare o da ammirare sa gente con sa cara sorridente sa sardigna sonorau e bengasi un organito a pari da comporau
e da parlare. No, non c'ha di... Feu su volle della regia o applauso vinto. c'è da volle Grazie Paride, grazie a me da Sanno, sono di Biede, sempre contento come te sei scommo, sonando per gente all'irgai su coro di chi anda di sa sparza, sperando che chi sa sparza si possa tornare a prendere del luogo, di gente che balla. Noi ci provavo sempre, compari, ormai sono su con brinca de tanti anni, questa è difficile da proporre in piazza, perché è sempre una cosa particolare. Ci ho provato Paride, noi ci abbiamo posta in il disco nostro, e Tinaro De Bruso, il suo primo disco de brinca, sa dedica proprio gusta. Penso che sia da una dei straccias dei brani su Bruso apprezzato de sa gente, poi santi nao, santi contà, ma dei spicciocchetti pure. È quasi una filastrocca. Sì. Una cosa che potete essere, funziona da ici. E quindi... Che voi siete scurtati a meta e avete imparato tutto a memoria. Voi. Sì. Infatti poi da molto sono scambiato a ballusare, uno che torna da sa sillabazione, torna a tutto. L'ho scambiato a ballu cantare, a ballito, quindi è scantata in un'altra maniera pure. Dai, e Sara sperando di tornare via ballando a ballito, questa rima, grazie Paride, grazie a Silvia Torre Luego. Grazie pa. Grazie a tutti. Saluto un Andomo abbraccio. e San Montagna. Meia. Ciao. Ciao. Bene, se sto rauso e uso allegato con Paride Peddio, che è stato aperto un mondo con su nonnai, con Bengasi, so mutto, so de amore, si è fatto tornare in due tempo su... Che non ne uso mai... Noi sì, non devo sconnotto. Un tempo su chi però ti va a comprendere come te si stima a una morada, fu di sempre con sa musica, sa poesia, e pensa a suoi uomini che bruso di riballanta su sartu, o punti... S'amicizia. Tenianta sempre questa pena poetica, no? Chi fu di commenta... Eppure fu ti passato su 50-60 anni, sì. È Su tempo però è scambiando e mutando sempre di bruso. Un altro testimone di questo tempo che muta, poi su strumenti sono scambiati, scambiato finza sa maniera di interpretare artisticamente questa tradizione, e in collegamento con noi teniamo Ignazio Cadeddu, che è suonatore di chitarra, ma vinzamente etnomusicologo, e quindi sa da porrezzare in dito simpruso in questa dia de oe, e vasos allegande de muttos, de sonettes e de chitarras, e de come questa musica, questa tradizione, este illumpia a noi, se ita dritto poi fate ancora. Salute Ignazio e bene benio. Saluto a voi. Jonathan, chi è Ignazio Cadeddu? Fai una descrizione. Ignazio è
de assolo, una DJ da cui insomma assaggiare. Omen nomen. Omen nomen. Infatti, quando dinanta Ignazio fammi un assolo, isso esti Certo, scontento. studenti di ogni avatti. Come sul regista Nasega questa volta di Donario. Ignazio, io personalmente ti posso presentare i commenti un grande amico, ma un maestro, poiché io da poco notte quando io suonavo un pari con Cecilia e con Peppino, io ho conosciuto tanti artisti in questo gruppo musicale. E per me, ma penso che in tutta la Sardegna è conosciuto commenti Ignazio Cadeddu, chitarra sarda. Sì. Manca isso, penso che non sia da nascere come chitarrista sardo, mi poi di nai 78, nell'ompiti di un genere che può essere su blues o su rock, quindi non è queste cose tradizionali, ma da piegare sa picchiata della Unedas, da piegare su studio de sonatori di chitarra, e infatti Ignazio si può proprio contare questo che è questo aspetto che a noi si piace di più. Commenti dell'Ompia questa sonata a chitarra su chi può essere su ballo campitanese, fatto da un grande suonatore che è venuto prima di noi. Ma io sono arrivato a questa cosa a mano, tenia 37 anni sono andato a cominciare a mi dedicare a questa musica sarda. Tanto fuori a fedeli, se vuoi te onde tengo 37. E poi da prima suonavo musica rock, chitarra elettrica, blues, musica sarda, manco che vi intendi. Poi ci succede a dire. Se andavo a notte all'Acqui, a un concerto, e bevuti Orlando Magia, Bruno e Paolo Zicca. Devo da solito, con questa famiglia, spicciochetto, quindi arrivo sempre in ritardo a queste cose, no? Quando devo fuori bene voi, tu già scorregavo, poi si arriva sul locale a Casonanta, appunto di una un'egasa, mi puntato sul tavolo, spiro dei grazie. Proprio, mentre ho soffrito, dato nel braccio, là. E sarei ascoltato su concerto, ho capito che Orlando ha fatto balla chitarra, balla, mi piace. E sai, noi già ascoltando il Sonella cominciamo a pensare, ma è tutta questa musica da fare vai questa chitarra, voi come si pensavo? Una cosa di mezz'oretta in cui si parla, già voi pensate a queste cose. Oh vabbè, se ho salutato, allora, paga, ma metto a racconto questa cosa, va bene, non lo fai, non lo provai, poi che bestia. Sicuramente a volte sei un vago da storno, e sarà mi prese un posto, e andavo via. Ascoltavo sonata della Unedas, fisarmonica, organetto, e a pago a pago cominciavo a comprendere come è funzionata questa cosa, in Nodas, in quel giorno ci siamo in Nodas, stavamo su gruppo. Ed è in cui a pago stavo lì, ascoltavo della Unedas e cercavo questa chitarra. Però, mentre la cantavo, questa accordatura normale non fa dire. E quindi poi, tornando alla questione della Corlando, mi c'è questa accordatura che usa adesso, questa chitarra, come fa sul ballo campidanese. E lei comunque andava dentro questa accordatura, Salazar. Mi è andato tutto un mail, cioè, non sempre, mi siete cose, ormai trasportavo in conca. A furia di ascoltare, ho fatto già in conca, dipende completamente imbecille su questa chitarra, ok? Ma dopo già 2 o 3 anni ci fare quello magari del ballo, si prende la chitarra. Già lui sul giro di questa musica, inizia a suonare questa musica sarda, accompagnava un musicista, e poi io su balla chitarra. E quando una volta andava a sciato su palco, in 40, la gente, bello su ballo, si chiama Ragola Nanni Serra. Ed è una rama, Nanni Serra, sì, una Ragola qualcosa, su nome, avuto chitarrista. E a pagare poi a Pugicà, qui fu Nanni Serra, e in realtà su ballo che varia questa chitarra. Ah, no, è bello, ecco, questo è un ballo, è un sannore il ballo questo. E quindi ascoltando questa persona, sempre così, mai spinto a studiare ancora, a fare dei usi. Poi te succede in Sudete,
ormai il ballo sei un repertorio, molto moderare, è solo, sonando un'ora e mezzo, uno. C'è diversa sonata della media, quindi punte organi, fredda, mediana, poi passo in pratica lei può fare una serata che va de Sardegna del basso, senza se c'è il basso, allora. Poi in musica di ogni zona della Sardegna, adesso fare solo un'ora e mezzo, due modelli, Jonathan dei Lucini. Narauso che Ignazio potessi una cartina geografica a chitarra. Questa parte di Basta basso, che l'ompi dal susu e si, si può fare intendere qualsiasi ballo che teneus in tradizione di tutto video. Ascolta, ma Ignazio, ti posso dire una cosa? A palla tua, se abbiamo la chitarra, ma ti da voi sananti si fa si finza sentendo calichi cosa? Caliesti. Io una chi chiede, io più solo sammanica, sa. Sei per tu, la chitarra. Allora, de gusta se ne gestionavo dopo. Sara, picando un'attira. Tanto non sono di Beusuna, ma Ignazio mi sa che hanno tenuto una bintina, o forse 30. Ragazzi, in bocca sei noi e tutto urino. Però, furiata accabendo sienai de sughi ad acciappao de su suonatore Nanni Serra de Castello, poi poi Ignazio ha fatto proprio a traballare sa tesi de Nanni Serra, ha fatto proprio una ricerca, devo mi ricordo una varietà di fai, ha proprio agattato un disco, forse su sa prima registrazione de Nanni Serra, è stata cattata. Beh, in due abitati accanto, da un amico mio, sicuramente scegli che adesso ci chiedi queste cose, del ragodà. Farò che il nome a sa nonna. Allora, cattavo de questi scommerci su De Verda, su 78 giri. 78 giri. È proprio quando l'incisione esiste che ha provato ci inizia a data, questo stava in Cile nel 1952 con Nanni Serra e Vittorio Lacco quando andavo a mia a suonare. E questo disco è intitolato Ballo Usata, cioè oggi che sto edizione sa prima che devi registrare Nanni Serra del Ballo Usata, ma ti devo dare per ascoltare Nanni Serra da fare ritirare. Se andava a mangiare da più da per ascoltare su mangiadischi dudense. Su mangiadischi. È un giradisco, dov'è? No, su mangiadischi posso 78 zeros, magari su mangiadischi, su disco dove sai intro a tipo CD. No, questo non dov'è, un giradisco. In due toneo, due babbo. Non si indagato a pruso, manco de Due toneo. reperto. Questo disco è su primo ballo che Nanni Serra ha registrato in assoluto. È difficile da adattare. Devo cercare, ma magari questa adattata se in un museo o in Austria o qualcosa in E tanto noi siamo Zeus, talmente fortunati, che io sono su giro di una varietà di dati già imparato e tu torni da fare. E se tu vai ad ascoltare in modo. Una varietà di Ariseo da pubblicare, domenica. E deve andare a ascoltare questo disco, da fare un razzo su dai sapere. E taballo è Ignazio? È un campitaneso, è già uguale su che valere sul disco che mi si su 74, però è più spaga elaborato, però è tutto passa a 3, passa a 3. E tanto che Ollisi potevo intendere un orrochicetto di questo ballo, dai, io commento lì. Poi che questa storia, prima che mi scaresce, no? Quando ho capito, tutto sono gestionata della Serra, però io cercavo cose, non si tratta di nulla. Poi no, ma mi lì a Conca, ma proprio, la gestionavo con il professor Macchiarella, che poi vai a tesi del laurea. Allora, e prova, cioè, falla sulla Serra. Però devo cercare, non agattavo nulla. Sì, dopo si conosciva, però non mi ci diventa una se fortuna politica mi ricordavo in un viaggio che avevo fatto con Franco Madama andando a suonare a Vita Nostra Isai. Sì, in cui qualche cosa andavo. Fu questione di due frati su che fu un bel amico di Nanni Serra. Addirittura quando fu morto Nanni Serra, dia vestivo il posto.
Poi mi si è raccontato questa cosa, ma si era invece ritracciato su Frate di Franco Badao, e Fisio, tra l'altro ce l'ha il motto a dicembre, quest'ultimo dicembre. E questo fu nel 2016, e con questo mi ha cominciato a contare cose, e che devo Giampaolo Loddo, che collabora a me con una serie, quindi mi ha posto in contatto con Giampaolo Loddo, tu sei questo archivio tutto, c'è tutto, da regolarmi una cosa, quindi mi ha contato tutto. E grazie a queste cose dopo cominciare a scrivere cose, e quindi ci si riesce a fare una biografia proprio della mia serra, comprendi? A ricostruire questa vita, questa carriera musicale, tutto. Cose che non sono uscite in giro. Poi, ha scritto sapese, però completamente devo fare una pubblicazione, pure in modo che tutto si possa uscire questa cosa. Potete da una tesi dell'aula mi pare troppo riduttivo, comprendi? E quindi meglio che questa gente, poi tornando in serra, è sempre apprezzato, adesso proprio dei sardi. Devo che stiano con gente anziana, non mi serve, si bisogna sul gazzettino sardo. Sa radio, a mese di 20, mese di 20, mese di mese. Sa una cosa tradotto, si frega. E quindi ha fatto questo trabballo che ha durato 3 anni, senza ricevere, non è che vi vuoto tutti, per le cose, però in 3 anni si mi dà poter spiegare. Ha pagato a me la cosa, tra l'altro poi materiali registrati, tengo una registrazione del anni serra, fatta si vuole a ore e vorrebbe. Dopo che te la paio un fare, e si sono andato su ballo che vai lì a San Mico, a Pino Pisano, un grande musicista. E come ti suonai su ballo, a un certo punto si sbaglia, si prima si intende, e porca miseria, proprio come ti sbagli. Però non so cosa riesce a recuperare, proprio è un documento che ti già logato bene. Quindi dei voi, fai da intendere. si fa tutto il Maria Nuova spendendo in serra, dai. Vai, Ignazio. Pronto? 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 Oi.
No, Igna- da sembillato, ma che... ascoltavo Cubaco, invece se posichito Cubaco si ha resoamento e questo che dice a palla, si assunta invece di chitarra che è fatto due Eh? e fai siete sapere. Costa, Praticamente Ignazio non ci fu lì a nuda. Da regalanta il cioccolattedo e io non vidi su cioccolattedo, vidi una chitarra. Quindi prima mi va sul cioccolato. prima di due pappas e poi si dà Ignazio, siccome te ne ho spago tempo su, una domanda di te che io fai. Tu sai una cosa, sei passato sul rock, della musica, su pop o blues, sei passato a musica sarda. Pubblico sono differente, se cultura musicale se forse si differente, se magari a più B se lui in mezzo a questo mondo e come te colloca questa cultura musicale popolare sarda in suo panorama musicale. Una lezione sarda, con me mi dà l'importanza almeno. Ormai a l'importanza almeno e dove colloco. Con me mi vede sul primo posto adesso. Essendo diventa sardo uno, adesso perché tu tradizionalista di questo punto. Però succede che quando tempo suonare musica sarda, intendo sardo, però in questo momento mi devo suonare blues o rock, intendo rockettare, cioè i canali su Ronverdi, come me lo tornano. L'abito non fa il monaco, come me invece l'abito fa il monaco. Io ho avuto la chitarra elettrica, sono rock, io ho avuto la chitarra come te prima, sono musica sarda, comprendi? Quindi, È istintivo, ormai non da pensare, io sono rock, io sono... Mi piace tutto, però su momento posso la chitarra non suonare sardo, se effetti fosse un conca, comprendi? Due altre cose. ma invece questa Ci chitarra devo che hai spiegare. fatto, questa chitarra che hai fatto voi ta este. Questa è una scatola di drucci. Questo ti ho visto. Ti manca da suo nome, ma dubbio. Usciti amigos usciti da me, hanno cattato miliardi, poi come già me è sempre rannegata, è sempre tutto caravazzinato. Ma Dentro la stanza questo modo te vai, questo modo te vai che hai piegato proprio de costruire de tu e tutto sa chitarra. Allora, questo ma in inglese si narra cigar box guitar. Cigar box guitar. Cigar, de cigarro, già fa niente, le scatole de cigarro, i negros americanos, non te niente di nuovo si compra strumenti, si prendi. E si arrangiate come ti si vuole dire, pensate a guidate le scatole, lui entra a manica, può essere manica per scopa lui. Dove corda, so su che tanta più ferro, cosa dici, e suonata. E devo mi sei un battito con questa cosa, se quando poi preparando un esame con questo conservatore di civiltà afroamericane. E questionato proprio dei negri d'America, dopo la schiavitù, sul blues e tutto, sono entrate in storia del jazz e del blues. Ma di leggendo cose, poi caso, mi sono battito in questa cosa, che è un chitarra. Ah, così che legge, c'è che in internet, però mi piace questa idea. Si mette a me a strappare con il naso, mi sempre i bracci, a rogare, vai, sciai. Facciamo artigiano è una parola grossa. No, uno che fa di una cosa è un artigiano per forza. No, Jonathan, a me mi piace ragionare, basta carpenteria. Basta carpenteria. Ma è tasosa con questa chitarra, Ignazio? Allora, con questa chitarra si può fare il blues, ma infatti devi venire. Allora, questa qui è una scatola,
poi dopo 20 anni è tutto, dopo rinforzare la vita, voi tempi di mezzo, mo vedete già dopo un vaso su manico, sarà stiera, un sasto, e te su sotto. Questo si può fare, questo Casti, a moi, Saudio non è una cosa che tu fai di apprezzare a me, però... Infatti, come te una- suonavo detto su Tocca da tornare via, questa una- prossima da in presenza. Tanto oggi di ottenuto ospiti a Ignazio che hanno passato in un'altra manifestazione e ha fatto praticamente 2 ore de sonatas tra la tradizionale, su blues, su rock, cigar box. È una cosa che come ti sappi che hanno su mo. Ascolta, siccome te su tempo su nostro, ma ita porta un'altra chitarra, ma aspetta, fai su la di Asia. questo è proprio radicale, Paraflu. Ascolta, Ignazio, fai usa di Asia. Ascolta, noi siccome questa è l'ultima parte di questa dia de o, salutiamo su sa gente in dommo, chi si sta battendo in questo momento, salutiamo, e torrao grazie, e la sausa tia sa serrata. Ti torrao, ti osausu. No, La salsa serrata a tia e su botto da Paraflu. non potevo fare altro, perché questa è una cosa. La sausa a tia. Tu ti immagini, sapendo, da Castello a Sassari in 631 con su Paraflu. Con su Paraflu. Chi sono? Ti dico una cosa, quando ti sei andato sul meccanico, non mi cambiare il gomma, no? E dopo no, non è che lei gusta scala, mi prende una cascia, una ciao pacco, ma non mano. E te gusta. A me sei contento, popita tua, te la tua cassa di Paraflu e si sento bene. Una è diventata chitarra. No. Dottore, questo è dopo guarda il magazzino, questa cascia. La sausa tia e Sara si è sazonata de so saluto so de oe. Andate bene. Grazie Ignazio.